Capo, volevo farti una domanda. Avevo visto che era qua con mogliere. Sì, vai cerca del te, mi sono stufo stare guarda. Ah sì? Oggi siamo assieme al Prix e oggi saremo il cliente che non vorreste mai trovare al supermercato. Abbiamo girato una candid camera all'interno di un punto vendita Prix, creando delle situazioni al limite dell'assurdo. Le reazioni dei clienti non si sono fatte attendere. Avevo fare un regalo a mia mogliere un po', che è il suo compleanno. Avevo portato un masso di verze. No? Anche le versi sono buone, adesso poche che c'è già solo. Se paghi una versa sola, paghi una cestina di verdura mista. Sono sicuro che se arrivo anche in ritardo, qua versa e a me verse. Lo so perché ne sa dei gusti che ti si piaciuto me per Capo, se vuoi farla contenta, una bella punta di riccio spadon. No, contenta cosa? Sento che fosse contenta solo da solo, posso dire. Questi è 3x2, quindi me ne dà 6? sì. Secondo lei qua 3x2, Gliene prende 3 e ne paga 2. ma non me ne dà 6? Prendi 3 e paghi 2, se scritto. Ma quindi me ne dà 6? No, ne prendi 3 e ne paghi 2. E perché me ne regalano una? Non lo so. Ma come sai che si cucina i kiwi? Hanno cugino mio da mangiarli così? Ma hai il peo? Se per? Mi dà un buono sconto da 5 euro. Ma è vero secondo you? Se viene sabato e domenica ti fai sconto, ma sabato e domenica però. Ma io viene mai da sabato e domenica? Ma qualche volta per me ti spendi 30 euro. Perché mi da sabato e domenica non vengo mai. E ora se vuoi lo vendo io a 3 euro. Ah no, E che guadagna 2 euro? No, non vai con me a me non accettare. Mi dà un buono sconto da 5 euro. E allora? E che si usa sabato e domenica. Domanda alla signorina. Ah, ma è valido secondo you? È valido secondo lei? Domanda alla signorina. Signorina, ho un buono sconto da 5 euro. Sabato e domenica si usa. Lei viene sabato e domenica? No, io non voglio, grazie. Ah, se no glielo vendevo a 3 euro. Ma lo vendeva a me. No. No, grazie. E se lo dago io? Ma quando glielo dà? Me lo guarda adesso. Però magari lo vendo per 3 euro così che guadagna 2 euro. Mi ha dato un buono da 5 euro che posso usare nel weekend. Però io nel weekend sono via con la donna. Se vuoi te lo vendo a te a 3 euro. Il problema è che non ho solo pago con carta, capito? Ah, ho capito. Non ho soldi proprio. E poi mi fai un bonifico da 3 euro. Ah, ok, va bene. Me li carichi sulla Poste Pay. Ok, va bene. Ti do il numero della carta. Il tuo nome? A Tony Sugaman. Ok, va buono? Ok, Va grazie bene. mille e... Grazie a te dei 3 euro, comunque ci hai guadagnato 2 euro, fine settimana vieni qua, ti fai 5 euro di spesa e ti prendi un tè perché tu non bevi alcol, gratis. Okay. Ciao, Allora grazie. devo ringraziare la tua donna perché non... 5 euro ti darò lunedì, 5 euro ti darò martedì, e così mercoledì, giovedì e venerdì. I buoni li spendi durante i weekend, ed allora dirai I love you Prix. Ma metti io in televisione. Missione compiuta.